Terza corsa dall'Arcoveggio, Fresi MTT, Flore di Poggio, Sri Lanka Jet, Florencia Vic, Facsimile, Linette Cat in prima fila, Fury Kronos, Fringuella Jet, Fantasy Mark, Phoebe Spritz e Font Boco in seconda, favori per Linette Cat, numero 6 Enrico Bellei, macchina che accelera con Sri Lanka Jet che va a condurre. Subito veloce anche Florencia Vic che si accoda in seconda posizione, all'esterno Linette Cat che supera Facsimile e cerca di avvicinare subito la leader. Intanto l'errore di Flore di Poggio, mentre numero 2, rimane all'esterno Linette Cat, 200 iniziali numero completati. 5, Facsimile, squalificato. Con al comando Sri Lanka Jet, all'esterno è Linette che copre Florencia Vic in seconda posizione, se ne vanno i primi 400 metri di gara, io ho 29,8 e a metà della seconda curva non cambia tatticamente il copione con leader Sri Lanka Jet, all'esterno Linette Cat, alla corda Florencia Vic, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce anche Font Boco. Ora Linette Cat va con maggior decisione sulla battistrada e l'appariglia completamente dopo 800 metri in 1:1 esatto. Attacco della penultima piegata con le due più attese alle prese, più indietro qualche problema e poi l'errore da parte di Florencia Vic, numero 4 Florencia Vic, superata da Fantasy Mark. Intanto se n'è andato chilometro con l'attacco ora deciso di Linette Cat che si avvantaggia a 450 dall'arrivo, scende alla corda al paletto dei 400 finali e prende subito 2 di margine da Sri Lanka Jet che ha speso il meglio e va in difficoltà. Linette Cat invece allunga, ma a sua volta ha speso e quindi viene avvicinata. C'è il tentativo di Fury Kronos all'esterno, intanto Linette Cat entra con non meno di 4 lunghezze di vantaggio addirittura d'arrivo. Linette Cat un po' in calo nel finale, viene raggiunta da Fury Kronos che però deve accontentarsi del secondo posto, arriva al sediolo della battistrada, al terzo chiude Fringuella Jet. 2-2 con 31,6 a chiudere, la porta a casa ancora nettamente nonostante il calo finale e il 31,6 a chiudere Linette Cat, che dopo il piazzamento ottenuto al debutto con il nuovo training viene a vincere questa seconda corsa per conto di Afrim Schmidra, in sediolo Enrico Bellei per conto del signor Ferdinando Vitali.